Buongiorno da Focus TG. Partiamo subito con un grave fatto di cronaca, la notizia di una banda di minori che è stata sgominata dai carabinieri, rapinavano e aggredivano omosessuali. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Gli obiettivi erano coppie appartate nella zona industriale di Padova. Agivano così i baby rapinatori, la banda di baby rapinatori che è stata sgominata dai carabinieri di Padova e di Piove di Sacco, un'indagine coordinata ovviamente dalla procura. 2 sono state le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, 10 le perquisizioni domiciliari effettuate nelle scorse ore a carico di giovanissimi, 6 pensate sono addirittura minorenni, sono accusati di aver messo a segno almeno 10 rapine, tutte ovviamente di notte, nei mesi di giugno e luglio. E appunto agivano in una zona appartata di Padova, vicino alla zona industriale. Obiettivi erano le coppie, soprattutto di omosessuali che cercavano appunto di avere incontri in un'area isolata. Il modus operandi era sempre identico, le coppie venivano sorprese, minacciate e derubate con brutalità. Un'escalation di violenza durata diversi mesi e che ora finalmente è stata interrotta dall'indagine dei carabinieri. Maggiori dettagli di questa importante operazione verranno rivelati tra poco in una conferenza stampa a cui appunto la procura darà ovviamente maggiori dettagli per capire insomma come questi minori agivano e soprattutto i motivi di tale violenza. Da Padova è tutto, se ci sono aggiornamenti vi richiederemo la linea. Intanto linea allo studio. Grazie. Casomai ci ricollegheremo con Valentina Visentina e Francesco Rattai per la parte tecnica. Ricorderete la morte di una donna, una mamma, una madre di famiglia uccisa da un colpo di pistola esploso dal figlio di 8 anni. Ovviamente era partito per sbaglio questo colpo accidentalmente ed è stato condannato l'uomo che era il proprietario dell'arma che avrebbe dovuto custodire. Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Non c'era niente vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. Le parole di Giacomo Stella poche ore dopo la tragedia della morte di Erchia Annui, la 31enne uccisa da un colpo di pistola nella casa dove viveva con i figli piccoli ad Ariano nel Polesine. Era il 29 marzo 2023 e in quel momento la vicenda aveva ancora i contorni del giallo, ma non passò molto tempo prima che l'atroce verità venisse a galla. La donna era stata vittima di un terribile gioco. Il figlio più piccolo di 8 anni le aveva sparato usando una pistola Beretta calibro 6,35 che aveva preso con il fratello di 11 anni nell'abitazione vicina del padrone di casa, proprio lui, Giacomo Stella. Soltanto l'attacco, poche ore dopo, aveva dimostrato come quella che poteva sembrare una ferita da caduta era invece la conseguenza di un foro da proiettile. Di qui l'indagine dei carabinieri e la svolta fino alla confessione del bimbo e il ritrovamento della pistola sepolta poco distante. Per il giudice l'82enne Stella fu colpevole di non aver controllato che l'arma non fosse a portata di bambini. Per questo lo ha condannato con rito abbreviato a 2 anni e mezzo di reclusione più una provvisionale di 100.000 euro per concorso colposo in omicidio colposo e omessa custodia della pistola che era in un comodino nella sua camera da letto. I bambini avevano libero accesso anche al piano superiore ed erano in grande confidenza con l'anziano. Un'arma che non avrebbe dovuto essere lì e che il bimbo inconsapevolmente aveva trasformato in uno strumento di morte. Il difensore di Giacomo Stella ha già annunciato ricorso in appello. È stato un fatto eccezionale, ha detto il legale, non si è contestualizzata la vicenda. La pistola era nel comodino perché Stella è anziano, viveva da solo in mezzo alla campagna e gli serviva per difesa personale, dunque doveva averla subito disponibile.
È un'infermiera di 56 anni di Vittorio Veneto, la vittima del tragico tamponamento di ieri nel pomeriggio sulla A4, caduto all'altezza del ponte sul Tagliamento. L'inchiesta in procura a Pordenone a carico del camionista romeno di 30 anni alla guida della bisarca che ha schiacciato la macchina della donna contro il tir che la precedeva. Il riconoscimento attraverso la targa dell'auto e la medaglietta del cane a cui era legatissima. C'era un'infermiera di 56 anni dell'ospedale di Vittorio Veneto, Lidia Caronda, al volante dell'auto schiacciata tra due mezzi pesanti, un tir e una bisarca, lungo la A4 tra Latisana e Portogruaro. La vettura ha preso fuoco e per la donna non c'è stato nulla da fare. L'identificazione della vittima da parte del personale della polizia stradale non è stata semplice. L'ufficialità si è avuta a distanza di ore, sconcerto e dolore per i colleghi dell'ospedale vittoriese e nell'ULSS 2. Mio cordoglio, mio, del direttore Salemmi, dell'ospedale, di tutti i colleghi di Conegliano e Vittorio Veneto per questa tragedia della strada. Una persona, una collega che lavorava nella piastra ambulatoriale di Vittorio Veneto, amata e stimata da tutti i colleghi, da noi tutti, per il lavoro che lei faceva, per il modo di fare squadra, per il modo di approcciare i pazienti, sempre con sorriso, sempre con la massima disponibilità, e per noi questo è una grande mancanza. Lidia Caronda lascia un figlio, Johnny, i genitori che vivono a Ceneda e la sorella minore. Abitava tuttora in città, in via Scrizzi, e lavorava in ospedale da anni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale da verificare le responsabilità del conducente della bisarca, un trentenne romeno che ha tamponato violentemente l'auto schiacciandola contro il tir che la precedeva. Commozione da parte dell'amministrazione comunale per un lutto che colpisce tutta la comunità. La perdita di una persona cara risulta ancor più dolorosa quando avviene in modo così improvviso, ha commentato la sindaca Mirella Bagliana. L'assessora al sociale Laura Ceccarini la conosceva bene. Con il suo sorriso e la sua esuberanza ha sempre portato la gioia nei reparti dove lavorava, dice. La tragedia della sua morte coglie tutti impreparati. Un'umanità e una sensibilità non comuni, quelle di Lidia. Lei lavorava nei poliambulatori, nella piazza ambulatoriale, quindi aveva a che fare con la gente che aspettava per le liste d'attesa, eccetera. L'umanità con cui affrontava questi problemi, che come sappiamo le liste d'attesa esistono, e quindi cercava di tranquillizzare le persone, aiutare le persone, dare disponibilità alle persone. Questa è una grande dote che ci mancherà. Servizio di Lina Paronetto. È attesa per oggi la sentenza del duplice omicidio commesso da Massimo Pestrin a Paese, in diretta dal Tribunale di Treviso. Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Event. Sì, è prevista intorno alle 16 la sentenza, quindi il destino di Massimo Pestrin, 52 anni, ex guardia giurata, che il 3 maggio del 2023, quindi l'anno scorso, esplose ben 19 colpi di pistola contro il fratello Lino e la cognata Rosanna. Perché? Perché nella sua mente voleva punirli, in quanto loro dovevano essere a conoscenza dell'infedeltà dell'ex moglie e non gliel'avevano mai raccontata. Questa almeno è la versione che ha fornito Massimo Pestrin durante tutti i suoi interrogatori. In realtà pare che tutto questo nasca da dei dissidi che si sono venuti a creare proprio tra fratelli quando Massimo Pestrin, proprio in virtù della separazione, fu sfrattato di casa e quindi trovò ospitalità temporanea nella casa proprio del fratello Lino. In ogni caso una storia come dire che in un anno si dovrebbe concludere almeno con la sentenza di primo grado. Ricordiamo, il difensore è l'avvocato Fabio Crea. Si punta a 20 anni di carcere per il rito abbreviato richiesto e ottenuto, e quindi gli ulteriori particolari ve li daremo nel corso del telegiornale di questa sera. Quindi dal Palazzo di Giustizia di Treviso è tutto. A te direttore. Grazie a Lucio Zanato. Ritorniamo alla strage sull'asfalto. Gli incidenti continuano a morire automobilisti, centauri. Se ne è verificato uno tra Bassano e Marostica. Il bilancio è di 3 feriti, di cui uno grave.
Il violentissimo scontro frontale è avvenuto intorno alle 17 in località Marsan, lungo la strada provinciale 248. Un furgone di una ditta padovana proveniente da Bassano e diretto a Marostica si è scontrato con un'utilitaria in arrivo dal senso opposto all'altezza di una semicurva. Secondo la prima ricostruzione degli agenti del Consorzio di Polizia Locale Nord-Est Vicentino, sarebbe stato il conducente dell'automobile a invadere la corsia opposta per motivi ancora tutti da chiarire. Nell'impatto il furgone, che aveva a bordo 2 persone ricoverate in codice giallo a Bassano, è rimasto bloccato nella sua corsia, mentre la vettura è carambolata a lato della strada, completamente distrutta. Paurosa la scena che si è presentata ai soccorritori. I primi sono stati altri automobilisti in transito in quel momento, che poi hanno chiamato Vigili del Fuoco e SUEM arrivati da Bassano. I pompieri hanno lavorato alacremente per estrarre il conducente dell'utilitaria rimasto incastrato tra le lamiere. Immediato per lui il trasporto a San Bortolo di Vicenza in codice rosso. A supporto per la gestione del traffico sono arrivate anche pattuglie di polizia locale da Sandrigo e Bassano. La viabilità nell'orario di punta del rientro è rimasta congestionata per più di 2 ore, con lunghe deviazioni su percorsi alternativi. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Gli agenti stanno vagliando le immagini delle telecamere presenti in zona e sono alla ricerca anche di testimoni diretti dello scontro. Servizio di Mirko Cavallino, oggi in regia Francesco Cerone e Andrea Basso, e vediamo i funerali a Riese Pio X di Simone Caico, il 18enne che è morto venerdì scorso in sella alla sua moto mentre stava andando a scuola. Il rombo delle moto accoglie sul sagrato l'arrivo della bara bianca, poggiato sopra un pallone da rugby. L'altra grande passione. In mezzo ad una cascata di fiori bianchi, rossi e blu, i colori del rugby paese, gli stessi dei palloncini posizionati fuori dalla chiesa, insieme al suo nome e al 18, la sua età. E poi un enorme collage di foto di Simone, di quando era piccolo fino ad oggi. La chiesa di Riese non riesce ad accogliere le tante persone arrivate per salutare per l'ultima volta questo ragazzo dal cuore grande. Ci sono gli amici, i compagni di scuola e di rugby, gli insegnanti e gli allenatori e poi loro, i genitori, i primi a salire sull'altare per salutare il loro Simo. Prima la lettera di mamma Maria Rita. Il mio principe azzurro, il primo vero amore di mamma Mary e papà Marco, caposaldo e colonna portante per i fratelli e gli amici. Laborioso, lavoratore, instancabile, amorevole, c'era sempre per tutti. È stato il figlio che ogni genitore si merita di avere. Ti amiamo, piccolo elefantino. Dacci la forza per andare avanti, a noi e ai tuoi fratelli. Ricorderemo le tue battute, le tue imitazioni, le tue risate, per continuare ad avere respiro e andare avanti finché non ci incontreremo prima o poi. Ciao Simone. È solo un ciao. Presto ci rivedremo. Poi le righe scritte nella notte dalla sorella. Non riesco neanche ad andare in camera mia perché sento il tuo odore provenire dalla tua stanza. Sento le tue urla e le tue risate che facevi la sera mentre giocavi ai videogiochi. Un grande abbraccio che continua con i messaggi del rugby paese, dei docenti e dei compagni della quinta A dell'istituto Maffioli che frequentava, degli amici, di chi gli voleva bene. Ti abbiamo visto smontare e rimontare tante di quelle cose che ormai ci avevi convinti che tutto si può aggiustare, anche con dei pezzi in più avanzati sul tavolo. Questo prossimo, questo no. Da domani ogni meta, ogni placcaggio ed ogni singolo metro conquistato sarà anche il tuo ricordo. Questa volta sei stato tu l'insegnante che ci ha fatto riflettere sui temi fondamentali dell'esistenza, soprattutto sull'importanza di cogliere l'attimo. Ci ricordiamo ancora di quando tu, scherzando, ci dicesti che in un futuro avevi in progetto di creare un food truck stellato. Chissà, forse lo faremo noi al posto tuo, in nome tuo. Sull'altare un tappeto di fiori, quelli dei nonni, degli amici del parchetto, dei commercianti di Riese.
Al termine delle esequie, ad accompagnare per l'ultima volta Simone, ancora il rombo delle moto e la musica, da Irama a Zucchero a Tiziano Ferro, a Cicilinella che ascoltava per far ridere la famiglia, fino ad Elisa. Ma sarà fin troppo semplice, mentre tu ti giri e continui a ridere. È veramente una strage sulle strade che continua, non sappiamo come si possa fermarla, nonostante tutti gli interventi che sono stati fatti per aumentare la sicurezza. Ci tocca raccontare queste tragedie, i funerali, i pianti dei parenti e degli amici. Voltiamo pagina, andiamo a Tombolo in diretta da Federico Fusetti, da Andrea Benetti, perché qui parliamo di un sottopasso che è inagibile da mesi e sta procurando dei grossi problemi in tutta questa zona, in particolare la protesta di aziende e residenti. A te, Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Sì, sempre di strade parliamo perché qui i disagi sono veramente enormi. Sono con un gruppo di residenti, ho fatto un po' amicizia, mi hanno raccontato i disagi che vivono ogni giorno. Come dicevi, da mesi c'è questo sottopasso chiuso non molto lontano da qui e quindi in pratica tutto il traffico si riversa su questa strada. Siamo tra Tombolo e San Martino di Lupari, Alta Padovana. Decine, centinaia di camion che ogni giorno dalle 6 del mattino fino alla sera passano di qua invece che dove dovrebbero passare. Il signor? Beh, poi primo. Disperati, arrabbiati? Perché tutti non siamo neanche capaci di venire fuori dalla strada, poi dai macchine che ti passano sotto i piedi qua così sta. Sono mesi ormai? Ormai 6 anni, no mesi, 6 anni che fa sta roba qua. Sì, le case che tremano. E avete anche danni alle case. Lei signor? Andretta, Giuseppe. Signor Giuseppe, avete case con... Mi chiama Muffo. Cosa succede alle case? Un disastro. E poi ora insieme di avanzare che c'è di tutto e di più. Tegole che cadono in strada? Certo. Prima roba qui è una casa. Siete arrabbiati? Sicuramente. Tanto. Guardi cosa sta mi sto costretto a venire fuori, se un pericolo numero uno. Anche se ti viene avanti 5 metri, non ti dà precedenza. Non ti vede neanche. Sì. Direttore, qui la strada, la vedete, Andrea Benetti vi mostra, è strettissima, non passano nemmeno 2 camion insieme. Sì. Che cosa si può fare? Perché voi che abitate qui una soluzione ce l'avete? Cosa si può fare? Bisogna lasciare libero i passaggi, non far passare i camion pesanti, specialmente degli altri paesi, perché hanno la possibilità di farli transitare per altre strade, ma naturalmente hanno messo dei blocchi e deviano il traffico tutto di qua. Quindi è inaccettabile che il comune di Tombolo si faccia carico di tutto il traffico degli altri paesi limitrofi. Al limite un camion da San Martino per andare a Castelfranco lo fanno passare di qua, che deve andare a Cittadella, fare il giro dal supermercato Lando, non so se sapete, fa 8 km in più al posto di fare 500 metri perché hanno messo i blocchi. Una strada che è sempre stata aperta, hanno sempre passato. E c'è un rimpallo di responsabilità perché la provincia, il comune, anche le ferrovie, perché c'è Ma io dico, la provincia ci sei, batti un colpo. Perché la provincia se ne sta fregando. Tutti i solleciti che sono stati fatti dal comune, la provincia se ne frega. Primo, questo è solo l'inizio, è il principio di un grosso caos, perché se va avanti qua 2 chilometri hanno fatto un hub che sarà un disastro, con 40 lampi di carico giorno e notte. Hanno previsto le strade? Allora, prima di fare tutti questi insediamenti, Cittadella, San Martino, hanno previsto di fare le strade. Almeno mi hanno insegnato, prima si fanno le vie di comunicazione e poi si fanno gli stabilimenti. Noi non siamo contro gli stabilimenti e il progresso, ma devono anche programmare. Quindi hanno fatto una politica miope e egoistica di ogni comune.
Questo è il vero problema, perché i paesi limitrofi se ne sono fregati, tanto Tombolo, quindi anche Tombolo dovrebbe dimostrare il coraggio di bloccare questo. Voi state segnalando giustamente i problemi del traffico. Io e Andrea Benetti, direttore, siamo rimasti invece colpiti dal pericolo. Cioè io sono veramente a vedere qui dove siete. Qui è pericoloso. Se eravate qui venerdì non si poteva neanche attraversare la strada. 4 camion di là e 4 di qua. Se hai incontrato qua non andavi. E qua senza nessun vigile che controlla. Ma dovrebbe essere i vigili che controlla. Non lo so. Tanto tempo fa il sul cancello è ancora rotto là. Tutto anche contro la casa. Quell'angolo là adesso è riparato. Alle 4 la mattina ho sentito una botta la tosa parita la macchina desfa. Macchina nuova. Direttore, avete sentito insomma una situazione che teniamo ovviamente sotto controllo. Adesso andremo anche dal sindaco, magari cercare di capire cosa si può fare, perché qui i pericoli sono davvero tanti. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo, vi stiamo vicini e cerchiamo di seguirvi. Grazie. Direttore, a voi. Grazie a Federico Fusetti, Andrea Benetti e ovviamente ai residenti che hanno raccontato queste traversie. Adesso vediamo altri problemi che riguardano 2 giovani la cui casa è stata colpita dall'alluvione a Vicenza a febbraio scorso. Sono Francesco e Agata, la stanno risistemando e cercano un appartamento che possa ospitarli per qualche mese, almeno nel periodo natalizio. Sono andati a trovarli Luisa Bertini e Simone Squarcina. Sono in compagnia di Agata e Francesco, una famiglia vicentina che sta cercando un appartamento oramai da qualche mese senza esito. Loro sono 2 giovani che sono stati colpiti dall'alluvione ancora a febbraio 2024. Al momento sono ospitati da una famiglia, ma diciamo da gennaio devono trovare un nuovo alloggio, ma sembra una missione impossibile qui a Vicenza. Intanto, che cosa è successo a febbraio? A febbraio, a seguito di forti piogge, la roggia che passa al di fuori del nostro giardino è esondata, ha riempito tutti i campi e compresa una roggia che passa sotto casa nostra. L'acqua si è alzata, ci è entrata in giardino, si è alzata poi anche dalle fondamenta e ci è entrata in casa. In poche parole, anche se avevamo messo una sorta di paratia provvisoria, quindi sacchi, è entrata in casa a 60-70 centimetri. Noi siamo tutto al piano terra, quindi grazie ai vicini e alcune persone che hanno prestato soccorso immediato siamo riusciti a salvare parti dei beni materiali, però tantissime altre cose sono state perse: la cucina, gli armadi, vari mobili e soprattutto la struttura della casa è stata fortemente danneggiata. Questa è casa vostra perché state ancora pagando il mutuo, adesso la state risistemando, ovviamente mancheranno ancora questi 3-6 mesi per risistemarla. Sì. Noi abbiamo dovuto aspettare l'estate perché comunque i muri si dovevano asciugare, nonostante abbiamo tolto subito le malte e i cartongessi. I muri non sono ancora asciutti, ma noi dobbiamo rientrare in casa, non abbiamo appunto la possibilità di stare fuori casa, anche perché appunto non troviamo dove stare. Purtroppo però i lavori per concederci comunque di rientrare dureranno ancora dai 3 mesi, speriamo, se non qualcosina in più, ecco. Quindi abbiamo bisogno di questi 3 mesi di aiuto, ecco. No? E da qui avete lanciato un appello anche sui social perché chi ha disponibilità di affittare un appartamento per 3-6 mesi insomma si rivolga a voi. Sì, esatto, abbiamo provato a sfruttare i social proprio per il fatto che tramite le agenzie non troviamo niente, affitti brevi lo stesso, se no ovviamente a cifre abbastanza importanti, ma come appunto dicevamo prima stiamo ancora pagando il mutuo, le bollette continuano ad arrivare come se vivessimo e quindi sì, ci servirebbe insomma un appartamento qualsiasi, non chiediamo grande, piccolo, medio, cosa. Siamo arrivati a dire anche se qualcuno ha una taverna, basta sia riscaldata con una cucina. Giusto per passare il Natale anche. Sì, il Natale, fare anche un alberello per il bambino, insomma, io ho capito il bambino, perché tanti mi hanno detto ma sì, vedrà che non se lo ricorda neanche, ma noi sì. Ecco. Certo, quindi un Natale in famiglia, noi abbiamo raccolto il loro appello.
Grazie a Luisa Bertini, a Simone Squarcina. D'altra parte è difficilissimo trovare comunque una casa. Padova nella bolla immobiliare, vediamo questo titolo del Mattino, comprare è difficile, affittare è impossibile. Altro titolo che non vedo più riguardava la protesta degli autisti del trasporto pubblico di Treviso, della MOM, che si sono arrabbiati con i passeggeri chiamandoli bestie. Ecco, grazie molte a Francesco Ceron, l'autista MOM si infuria con i passeggeri, siete come bestie, fioccano i reclami. E sono state identificate, grazie alle telecamere, le responsabili delle scritte contro la polizia comparse a Padova e davanti alla questura lo scorso 25 di novembre. Questa mattina sono scattate le perquisizioni della Digos. L'unico sbirro buono è lo sbirro morto. La scritta con lo spray nero sul muro dell'edificio davanti alla questura di Padova era solo una delle tanti che aveva imbrattato i muri della città nella notte tra il 24 e il 25 novembre scorsi. Le autrici degli slogan violenti sono state identificate dalla Digos di Padova. Si tratta di 3 giovani attiviste del collettivo antagonista transfemminista Squirt vicino al centro sociale Pedro. Questa mattina all'alba sono scattate le perquisizioni. 2 di loro sono studentesse universitarie. Per tutte e 3 la denuncia per danneggiamento aggravato e vilipendio alla polizia e l'avviso orale del questore. Davanti alla questura euganea, oltre alla scritta contro i poliziotti, era stato appeso anche uno striscione con la frase "Mi proteggono le mie sorelle, non la polizia". In giro per Padova, la stessa notte, nei muri del centro storico, erano comparse altre scritte, sempre con lo spray nero e la firma del cerchio con la saetta cerchiata, dal tenore piuttosto violento, che hanno indirizzato così le indagini degli agenti della Digos verso il mondo antagonista padovano. Le 3 giovani attiviste sono state identificate e riconosciute grazie ai filmati di videosorveglianza delle telecamere cittadine e private. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha espresso soddisfazione per l'esito delle indagini, evidenziando come i poliziotti quotidianamente esercitano le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, a tutela dell'esercizio della libertà e dei diritti di ciascuno. La morte non si augura nemmeno al peggior nemico, ha concluso il questore. E ha ragione il questore Marco Dorisio. Grazie al servizio di Valentina Visentin, un ragazzino minorenne è stato denunciato per spaccio. È uno dei risultati di un'operazione della Guardia di Finanza, che ha fermato anche un autista ubriaco dopo un inseguimento. Sul fronte della lotta per la sicurezza, le fiamme gialle in una discoteca di Caldogno in occasione di una serata in cui ospite un rapper controllano un tunisino trovato con 8,6 grammi di hashish. Ad Arzignano, con l'ausilio delle unità cinofile, durante un controllo nei luoghi di ritrovo giovanile, vengono individuate 8 persone tra i 15 e i 34 anni in possesso di decine di dosi di hashish. E proprio ad Arzignano vengono puntati i fari sui parchi e i piazzali. Viene così scoperto un minorenne che detiene 35 grammi di hashish e 59 di marijuana. Il giovane è stato denunciato al Tribunale dei minori di Venezia per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. A Vicenza le fiamme gialle, con la polizia locale e il cane antidroga Paco, tengono sotto controllo le scuole. Diversi gli studenti controllati in un istituto professionale, dove proprio grazie al fiuto di Paco vengono identificate 2 studentesse maggiorenni in possesso di una dose di hashish e di uno spinello. Ad Arzignano una pattuglia si imbatte in un autocarro che non si ferma all'ALT. Fermato dopo un breve inseguimento, al conducente, trovato in evidente stato di ebbrezza, è stata ritirata la patente, oltretutto scaduta. Controlli anche nei locali, nei bar e nelle sale giochi. Sanzioni a 2 pubblici esercizi per aver tenuto in funzione le slot machine fuori dagli orari consentiti. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, invece Nicola Zanetti ci racconta di un giovanissimo bullo che perseguitava un coetaneo, filmando tra l'altro, come fanno spesso i bulli, violenze e soprusi, ed è scattato il 3° ammonimento in una settimana, anzi in un mese, da parte del questore di Treviso. Lo avvicina a scuola e con la complicità di un compagno che lo fa cadere sgambettandolo approfitta della vittima a terra per sferrargli dei calci.
Non c'è un motivo preciso se non la voglia di prepotenza unita a quella di fare mostra di sé sui social, perché la violenza viene puntualmente ripresa con uno smartphone e fatta girare su WhatsApp e Instagram. L'età fa venire i brividi, ma ormai non sorprende più. 14 anni l'aggressore, stessa età la vittima. Il luogo, un istituto superiore della Castellana. Ma non è finita. Qualche giorno dopo il bullo scorge per strada il suo bersaglio, lo avvicina, lo minaccia, lo schiaffeggia e lo costringe a mettersi in ginocchio e a chiedere scusa per fantomatiche storie passate tra i due. Anche questa volta scatta il video e la sua diffusione in rete. È evidente che la scusa è chiara, non solo la violenza ma la voglia di umiliare e tenere in scacco il coetaneo. Un terribile gioco che fortunatamente non dura a lungo. Il ragazzo non ce la fa più e alla fine si sfoga in famiglia. Lui e la mamma denunciano tutto a carabinieri e polizia ed è così che si arriva all'ammonimento del questore Alessandra Simone nei confronti del bullo, accusato di percosse e minacce. Di provvedimenti di questo tipo previsti dal recente decreto Caivano ne sono scattati 3 in un mese nella Marca, l'ultimo appena una settimana fa. Fondamentale è l'intervento dei genitori delle vittime, un appello che il questore ribadisce come aveva già fatto nel precedente episodio. Il genitore attento, quando si accorge che il proprio figlio è vittima di atti di bullismo da parte di compagni di scuola e di coetanei, ecco, venga a parlarcene. Il questore di Treviso. Adesso andiamo in diretta a Marghera da Filippo Fois perché continua la discussione in Consiglio regionale sulla manovra per la legge di bilancio. In particolare c'è uno scontro sulla proposta di aumento dell'IRAP. Andiamo in diretta da Filippo Fois. Ieri ci sono state, Filippo, a Venezia in aula proprio tutte le associazioni di categoria che si sono lamentate di questa decisione. Assolutamente, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Intanto vi presento subito il mio ospite che è Mirko Pizzolato, che è direttore di Lega Coop Veneto, una delle associazioni che è stata ricevuta ieri in prima commissione alla Regione, tutte fermamente contrarie a questo aumento dell'IRAP. Per la Regione ha parlato l'assessore Calzavara e sostanzialmente ha detto però voi avete ancora qualche speranza, ma lui ha detto che oramai questa tassa bisogna metterla. Sì, buongiorno, lui ha detto così. Noi abbiamo ancora speranza perché crediamo di aver spiegato ieri che il nostro non è un no a priori, ma è un no motivato dal fatto che questa tassa, l'IRAP, ricordiamo che è una tassa che penalizza il lavoro, cioè chi produce, è depressiva, è anticiclica, cioè in un momento in cui l'economia va male e adesso non sta andando bene, ma soprattutto andrà peggio all'inizio del 25, siamo tutti concordi nel dire questo, quell'aumento, quell'aggravio penalizza le imprese, penalizza il lavoro. Ci saranno imprese che rinunceranno a un'assunzione in previsione, che preferiranno stare, come si dice, coperti, magari rimanderanno un investimento. Questo è quello di cui non abbiamo bisogno in questo momento. Però l'assessore Calzavara ha detto in realtà questo aumento non è poi così sostanzioso. Se un'azienda si dovesse trovare in difficoltà per pagare qualche centinaio di euro in più all'anno vuol dire che ha altri problemi. L'assessore Calzavara ha fatto appunto questa osservazione, la rubrichiamo battuta uscita male, nel senso che non è vero che i numeri sono residuali, dipende da quanti sono i dipendenti e che tipo di lavoro fa l'impresa. In alcuni casi, i colleghi di CNA l'hanno per esempio mostrato, abbiamo scenari di impatto di varie decine di migliaia di euro, quindi non è un impatto residuale. Il presidente invece di Lega Coop Veneto, Davis Rizzo, che ha partecipato all'incontro di ieri, ha detto noi aziende dobbiamo pagare i buchi che si sono aperti nel bilancio della regione a partire dalla Pedemontana, dalla superstrada Pedemontana. Sì, anche questo era un esempio perché effettivamente una delle cose che compongono il famoso buco del bilancio è quello della Pedemontana, ma se vuole gliene cito un altro, nel senso che per esempio da vari mesi stiamo discutendo con la Regione del contratto delle cooperative sociali, che sono quelle che gestiscono un pezzo del welfare di questa Regione, case di riposo, che si occupano di disabilità. Il contratto è stato rinnovato, la Regione è il committente
e noi stiamo chiedendo alla Regione che riconosca quel rinnovo contrattuale. La Regione sta facendo uno sforzo ma ancora non ha colmato quel divario, quindi per esempio quello è un altro tema. Le cooperative sociali nostre sono nel paradosso, volendo, che da una parte non vedono riconosciuto il contratto e dall'altra hanno un aumento dell'IRAP. Diventa paradossale e molto difficile da gestire così. C'è poi anche da aggiungere che c'è stato e ci sarà un robusto taglio da parte del governo Meloni ai fondi per le regioni. Il Partito Democratico ieri è andato all'attacco su questo aumento, dicendo oramai è chiaro a tutti che il Veneto non è quell'isola felice e esentasse che dipingeva il presidente Zaia. Vabbè, questo la lasciamo ovviamente alla dinamica tra i partiti. Ma io mi chiedo, ma siamo un'isola felice? Noi ancora o no? Ma ieri emergeva molto il tema dell'essere virtuosi perché non c'era un aggravio di tassazione. Io mi permetto di dire questo, che probabilmente i cittadini potrebbero apprezzare particolarmente una spesa virtuosa, cioè non tanto il fatto che uno debba o non debba aumentare l'imposizione fiscale, ma il fatto che poi quell'imposizione fiscale sia usata per aumentare il livello, la qualità e il numero di servizi ai cittadini. Mi sembra più interessante questa come prospettiva. E in effetti questa è stata una cosa che è stata sottolineata, cioè non si sa in questo momento questo aumento di soldi che arriveranno alla regione come poi verranno impiegati, se torneranno per aiutare le imprese. Questo è un altro capitolo aperto di cui magari parleremo la prossima volta. Allora io direi che ringraziamo Pizzolato per il suo intervento e da Marghera per ora è tutto. Grazie Filippo Fois e Sandro Ponchio per la parte tecnica. Il flagello dei furti, continuano i furti in abitazione in tutte le province del Veneto. Vediamo un titolo che riguarda il sottosegretario alla giustizia Ostellari, che dice ladri in galera. Ecco cosa prevede il disegno di legge della Lega. La proposta è di alzare il minimo e il massimo della pena in modo che chi ruba finisca in cella. L'estensione della giustizia riparativa, noi ci siamo sempre dichiarati contrari, e promuove Ostellari le ronde, dice sono un utile strumento. Tanti cittadini si stanno proprio organizzando non solo col controllo di vicinato ma proprio con dei sopralluoghi notturni per cercare di prevenire i furti. D'altra parte i furti avvengono a ogni ora del giorno e della notte ormai, per cui bisognerebbe fare ronde 24 ore non stop. E addirittura si arriva a rubare trattori, come è successo a San Zenone degli Ezzelini. Un doppio furto di trattori nella notte, su cui indagano i carabinieri, ha colpito 2 aziende agricole di San Zenone degli Ezzelini, quella della famiglia di Diego Gusato e l'azienda di Mauro Rinaldo in via Mezzocell. I ladri, si presume una banda organizzata, hanno trafugato con il favore delle tenebre i 2 mezzi, approfittando di un camion articolato per caricarli a bordo e scappare via. Rabbia e sconcerto per una delle vittime, Mauro Rinaldo, che quantifica in oltre 45.000 euro il danno subito e ci racconta come ha scoperto il furto. Io sono andato a prendere il trattore perché mi serviva, era in un magazzino un po' in disparte rispetto alla stalla, perché il nostro primo lavoro è la stalla la mattina, e sono arrivato là e non l'ho trovato. Un mio amico mi ha fatto presente di un camion in zona industriale a Borso del Grappa, fermo da 4-5 giorni, da giovedì, venerdì scorso, e si vedevano anche delle macchine che cioè della gente che andava sul camion, veniva, e proprio questa mattina il camion non c'era più. Fra le piste che si stanno battendo c'è proprio questa, l'identificazione di un camion che sarebbe stato avvistato in piena notte anche da un vicino del signor Rinaldo. Abbiamo verificato anche con i carabinieri, strada un po' fangosa, ci sono 3 metri di ruote sull'asfalto e poi non si vede più niente. È facile che si sono fermati, hanno fatto tipo un pit stop, l'hanno caricato, sono andati giù, hanno caricato l'altro e poi prendi l'autostrada, e per quando noi ci siamo accorti era già al di là del confine. Un'altra ipotesi è quella che i trattori rubati possano essere usati da criminali organizzati per delle spaccate nel territorio. La sorte è 50-50.
Se è come dicono i carabinieri per una spaccata, nel giro di qualche giorno succederà qualcosa e poi magari li ritroveremo. Servizio di Alex Giuliano, ne abbiamo parlato ovviamente anche ieri sera a Focus, i sindaci sono in prima linea anche contro i furti e ieri sera c'era il sindaco, tra gli altri c'era anche il sindaco di Quarto D'Altino, sentiamo. Cosa può fare il comune e cosa può fare lo Stato? Il cittadino, come diceva il mio collega, è giusto che vada a denunciare. Perché? Perché le forze dell'ordine, se hanno la denuncia, sanno quanti casi sono avvenuti, quindi hanno la possibilità di chiedere alla questura piuttosto che allo Stato in generale la possibilità di essere aiutati. Quindi il cittadino deve fare la parte sua. Cosa può fare il comune? Il comune, nel caso specifico mio, da quando sono arrivato abbiamo messo su tutte le telecamere di videosorveglianza. Finalmente siamo riusciti noi a far partire il controllo di vicinato sì, che è molto importante, esattamente. E in più durante il periodo estivo, durante il periodo invernale paghiamo a progetto che la polizia locale vada oltre l'orario di lavoro. Allora, anche il cittadino in questo caso è parte attiva del controllo di vicinato. Vi racconto questo fatto qua. Il territorio è stato diviso in sette zone dalla prefettura e sono stati individuati subito 7 referenti, però dopo, oltre ai 7 referenti, ci sono anche i cittadini che devono aderire a questo sistema WhatsApp di segnalazione e quant'altro. Originariamente i furti avvenivano principalmente nelle periferie, nelle frazioni. E tutti i cittadini delle frazioni si sono subito adoperati e subito è emerso il calo drastico dei tentativi di furto. Il capoluogo, che era il punto meno toccato, automaticamente si è visto aumentare i casi. Là abbiamo capito che se il cittadino partecipa, se è attivo, sicuramente qualcosa si può fare. Cosa può fare lo Stato? Lo Stato, secondo me, e l'ho detto anche al prefetto quando venni chiamato proprio per la questione del controllo di vicinato, lo Stato ci deve aiutare in 2 sistemi. Il primo, aumentare il numero del personale delle forze dell'ordine. Quarto D'Altino non abbiamo la caserma dei carabinieri, i cittadini continuano a chiedere la caserma dei carabinieri. La caserma dei carabinieri è un involucro che va riempito. Facciamo riferimento alla caserma di Meolo. Questo era il sindaco di Quarto D'Altino, Grosso, ieri sera a Focus. Vediamo il trauma per coloro che vengono derubati in casa, Solighetto, ori e ricordi di una vita portati via e il dolore dei proprietari dell'abitazione. Abbiamo l'allarme ha suonato e loro non se ne sono fregati di niente, hanno sfondato, sono entrati, hanno fatto quello che hanno voluto e poi sono andati via. Ti mettono al punto che non puoi neanche più uscire di casa. Hanno tentato di forzare le 2 porte sul retro, non riuscendoci sono saliti sulle sedie sotto il portico, arrampicandosi sul tetto e raggiungendo la finestra di una camera da letto al primo piano. A quel punto sono entrati mettendo la casa a soqquadro in cerca di soldi e preziosi. Via Fabbri a Solighetto, l'abitazione è quella della famiglia Ballancin che aveva già subito un furto 7 anni fa. Il signor Sergio ci mostra le impronte ancora visibili sui cuscini. Scarpe. I padroni di casa erano a Follina a tempo di rientrare, ricevuto l'allarme sul telefono e i malviventi si erano già defilati col bottino. A parte il danno economico, cioè vabbè, anche l'affettivo che c'è, insomma, perché c'è ad esempio, soprattutto quelle di mia moglie, io ho perso la Fedezia e vabbè, lei ha perso tutti i regali da quando era bambina e quindi adesso è 3 giorni che non dorme. Un paio di case più avanti, altra abitazione svaligiata, quella di Luca Dalbò, titolare di un negozio di biciclette a Farra. Diciamo che in 6 anni subire il terzo furto non è una cosa da poco, soprattutto ti va a demoralizzare perché non ti senti sicuro.
Dico per fortuna è capitato a casa, perché se capitava in negozio era peggio. Ladri entrati dai campi all'imbrunire, dice, anche in questo caso passando da una finestra. Questi sono mesi che sono sempre gli stessi, no? Da ottobre a dicembre, diceva? Novembre e dicembre sono 3 mesi dove noi non riusciamo ad andare via di casa senza avere l'angoscia di trovare la casa in ordine. L'appello alle istituzioni non è solo quello di potenziare i controlli. Soprattutto che qualora arrivassero ai protagonisti di questi furti, diciamo che non vengano rimessi subito in libertà come spesso accade, perché ci troviamo sempre nelle stesse situazioni, sempre nello stesso periodo, e chi paga dazio sono sempre i cittadini. Si va dalla Riviera del Brenta al Veneto orientale, proprio questa escalation che sta esasperando i residenti di tante zone, in tutte le province, che si organizzano in ronde ma chiedono più controlli, più pattuglie, più verifiche capillari, e i sindaci a un certo punto scrivono ai prefetti. Dalla Riviera del Brenta al Veneto orientale, i furti nelle abitazioni anche in pieno giorno ormai sono quotidiani e i residenti sono esasperati. Uno degli episodi più recenti è avvenuto a Caltana pochi giorni fa. Le immagini delle telecamere, di cui sempre più residenti si stanno ormai dotando, hanno ripreso 3 persone che si aggiravano all'esterno di una casa, probabilmente per un sopralluogo, per poi farvi ritorno il giorno seguente, ma il proprietario non si è fatto cogliere impreparato. Date via! Via su! La rabbia dei cittadini sta portando a essere sempre più attenti nel proteggere le proprie abitazioni, anche organizzandosi in ronde come avviene già da qualche anno, ci racconta Annalisa Zangrando, che gestisce un gruppo WhatsApp con centinaia di cittadini. Nel momento che scattano gli allarmi, WhatsApp, i messaggi, che ci sono state delle intrusioni o dei tentativi, le persone tranquillamente prendono l'auto e con le 4 frecce magari fanno il giro del proprio quartiere, non sono persone incappucciate, vestite di nero, che vanno in cerca dei ladri. Si cerca solo di far capire a questi delinquenti che ci osservano che la gente si è attivata e li stanno osservando. C'è chi si è ritrovato con il cane narcotizzato, chi con serie ferite come il 15enne di Noale, e chi esce 2 ore e al rientro trova la casa svaligiata. Ladri sempre più sfrontati e senza remore. Ti fanno magari il dito medio, ti fanno il sorriso, ti mandano a quel paese oppure ti minacciano anche, ma non hanno assolutamente paura, perché sanno che noi non siamo preparati a reagire. Le persone se li trovano in casa e li affrontano o li minacciano, persone anche casellinghe, persone normali, perché loro giocano nella nostra quotidianità, da quello che abbiamo capito noi. In quello che si fa normalmente durante il giorno, anche il portare, rientrare a casa con i bambini, fai la doccia, metti su da mangiare, loro nel frattempo magari sono in camera che ti stanno svaligiando la camera. Anche i sindaci sono esasperati, per questo il primo cittadino di Pianiga, sostenuto da vari colleghi, ha scritto al prefetto di Venezia. Ho scritto al prefetto perché mi vedo inerme di fronte a una situazione del genere, con le case di Pianiga che vengono battute casa a casa, anche con le persone dentro. E noi come amministrazione abbiamo incentivato la presenza della polizia locale. Abbiamo investito anche sulle telecamere, ma questo è insufficiente, quindi ho scritto al prefetto chiedendo aiuto e soprattutto per avere pari dignità anche a Mestre. C'è uno Stato, dobbiamo fare di tutto perché lo Stato si faccia sentire e perché soprattutto ci protegga. Domani sera i cittadini si riuniranno in piazza Caltana per stilare una lettera, un richiamo anche noi al prefetto e alla politica, che devono assolutamente intervenire e darci una mano, perché anche le forze dell'ordine, per quanto che arrivano tempestivamente, sono poche. Noi abbiamo poche pattuglie nel territorio. Io spero in una grande partecipazione. Nei prossimi giorni si riunirà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Inizio di Ilaria Marchiori, facciamo un salto in Friuli Venezia Giulia, a Cividale. Dei ladri hanno sventrato una cassaforte e si sono impossessati di 100.000 euro. Sono venuta a conoscenza del furto avvenuto ieri pomeriggio in un borgo di Cividale piuttosto anche densamente popolato. Questo ovviamente turba perché sapere che entrano nelle nostre famiglie, nelle nostre abitazioni, creando anche disastri all'interno delle stesse, ci ha un po' preoccupato ed allarmato.
Inizia così il sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi analizzando l'ultima triste notizia di cronaca che ha visto sfortunata protagonista la sua comunità. Nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre, infatti, tra le ore 17 e le ore 19 circa, è stato messo a segno un furto clamoroso per dimensioni del bottino. Ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione spaccando una finestra e una volta dentro i malviventi hanno utilizzato una flex per aprire una cassaforte a muro rubando l'intero contenuto, 93.000 euro circa in contanti e altri gioielli e monili in oro che portano il valore ad una somma superiore ai 100.000 euro. Il padrone di casa, un uomo di 63 anni, una volta scoperto il furto ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per raccontare quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cividale che ora stanno indagando. Si sta procedendo con le indagini del caso, difatti i carabinieri si sono recati presso la nostra centrale operativa per poter vedere se attraverso i video e attraverso i filmati possono rintracciare. Noi siamo comunque attenti, ci interfacciamo con tutte le forze dell'ordine e nel momento in cui vi è la necessità cerchiamo anche di intervenire tempestivamente. Questa volta la comunicazione è arrivata in un momento successivo, pertanto speriamo, confidiamo nelle forze dell'ordine per poter rintracciare coloro i quali hanno fatto questo gesto e magari almeno poter recuperare quanto è stato rubato. E la questione sicurezza fa litigare anche i partiti. A Chioggia Fratelli d'Italia ha attaccato il sindaco Armelao, responsabile secondo Fratelli d'Italia di non aver voluto aumentare la videosorveglianza. Il sindaco ha risposto: l'abbiamo già rafforzata. Il sindaco poliziotto tra la gente dice no all'installazione delle telecamere in Corso del Popolo. A Chioggia non va per il sottile Fratelli d'Italia, che riferendosi sia alla precedente professione che ad uno degli slogan elettorali di Mauro Armelao, attacca la bocciatura in Consiglio Comunale dell'ordine del giorno presentato dal consigliere meloniano Luigi Nicchetto, che dai banchi dell'opposizione chiedeva un rafforzamento della videosorveglianza in città. Abbiamo bocciato semplicemente perché questa amministrazione sta lavorando anche per un terzo step di videosorveglianza, potenziamento della videosorveglianza nell'intero territorio comunale con circa altre 100 telecamere. È un ordine del giorno che abbiamo giudicato tardivo perché stiamo già lavorando su questo versante. Da marzo il rumoroso divorzio tra il sindaco leghista e l'oggi ex alleato Fratelli d'Italia ha generato uno scontro che oggi si è rinnovato su un tema caro ad entrambi i partiti, la sicurezza. Per Fratelli d'Italia la bocciatura della Lega di quell'ordine del giorno va contro i mantra salviniani di più sicurezza per tutti, ma Armelao rilancia il progetto di videosorveglianza è già in fase di definizione, così come le risorse per attuarlo. Vedremo di cambiare delle telecamere mettendo quelle telecamere più efficienti anche in piazza, in Corso del Popolo dove già ci sono, ma andremo a prevedere anche la videosorveglianza rispetto a Borgo San Giovanni, in Viale Mediterraneo, in Lungomare Adriatico, che sono zone che sono completamente scoperte dalla videosorveglianza. E questo era il sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Anche nel veronese furti a raffica, vediamo un titolo dell'Arena di Verona, ancora furti nelle case in provincia, qui siamo nel Villa Franchese, viviamo nella paura, incursioni in appartamento alle 11 del mattino, distrutta la porta blindata, altro colpo alle 18, rubati anche attrezzi da un furgone, sono bande equipaggiatissime, sono bande paramilitari. Vediamo i vigili di quartiere, si ricorre anche alla polizia locale per evitare che il degrado aumenti. A Vicenza in un anno di attività sono state raccolte 136 segnalazioni che spaziano dal degrado ai rifiuti alla velocità. Sono stati effettuati 457 pattugliamenti. Sentiamo Luisa Bertini. Siamo i vigili di quartiere.
quartiere? Sì. Ti abbiamo portato il nostro numero di telefono eventuale, se lei ha qualche segnalazione da fare. Incontrano direttamente i cittadini e i titolari delle attività produttive, raccogliendo le loro segnalazioni che spaziano su problematiche di viabilità, rifiuti, degrado, civile convivenza, soste, velocità, schiamazzi e verde pubblico. Sono i vigili di quartiere che tracciano il bilancio di questo primo anno di attività. È un'attività che ha raccolto innanzitutto la soddisfazione dei cittadini. Abbiamo svolto quasi 490 pattugliamenti nei quartieri, coprendo 9 quartieri della città a rotazione, facendo 40 servizi mensili nei quartieri dedicati, raccogliendo 136 segnalazioni direttamente da parte dei cittadini che svariano nelle varie attività del corpo, quindi dal verde pubblico a problemi di viabilità, a problemi di soste, problemi di degrado come dello spaccio, che poi l'ufficio smista agli enti competenti per trovare una soluzione e dare risposta ai cittadini. 13 mesi di attività svolti nei 9 quartieri della città a piedi, durante i mercati rionali settimanali, davanti alle scuole, negli orari di ingresso e uscita degli studenti, nei parchi giochi e nei cimiteri. L'idea è molto semplice, tornare ad avere un punto di riferimento per i cittadini, che gli agenti di polizia locale siano di nuovo un contatto diretto per i vicentini. Questo obiettivo è stato raggiunto quest'anno, l'idea è quello di implementare ulteriormente il servizio negli anni a venire, aumentare il numero di agenti che andranno a fare questa attività e presidiare sempre di più i nostri quartieri. Tra le prospettive annunciate è quella della nuova sede del comando. Confermiamo la volontà, che è espressa anche nel documento del sindaco approvato in consiglio comunale, di trovare un nuovo luogo per il comando della polizia locale. Secondo noi la zona ideale è quella del Quadrilatero, stiamo vagliando varie ipotesi, pensiamo nella prima metà del 2025 di poter assumere i primi atti concreti in questa direzione. Così il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Diamo un'altra occhiata all'arena di Verona. Precipitano dal ponte, si schiantano su altre 2 auto, una tragedia sfiorata. È successo a Legnago. La cronaca giudiziaria: è stato accusato di violenza sessuale nei confronti della figliastra di 12 anni. La procura ha chiesto l'assoluzione dell'imputato 54enne, ma il giudice lo ha condannato. La pena 4 anni e 6 mesi di reclusione con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e per 1 anno il divieto di avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati da minorenni, ovvero palestre, scuole e parchi cittadini. Inoltre dovrà comunicare alle forze dell'ordine tutti i suoi movimenti. Non solo, ma dovrà pagare le spese legali. Così ha deciso il collegio formato da 3 giudici. Questo nonostante la richiesta da parte della procura di assoluzione con formula piena dell'uomo, un 54enne. Gli indizi non sarebbero stati suffragati da prove certe e sarebbe emerso che la ragazzina si sarebbe contraddetta più volte, qualche bugia forse nell'intento di voler far tornare insieme la mamma ed il papà che avevano divorziato. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio, ma dopo oltre un'ora è arrivato il verdetto che ha spiazzato accusa e difesa. L'uomo è stato condannato per violenza sessuale. I fatti risalgono tra il 2019 e il 2021 nell'Interland trevigiano. La denuncia sarebbe stata fatta dal papà della 12enne dopo aver saputo che la ragazzina aveva raccontato da alcuni amichetti di aver subito abusi sessuali dal patrigno, il compagno della madre. Non solo, ma ci sarebbe anche stata della messaggistica con parole e frasi spinte tra il compagno e la madre della ragazzina proprio sulla 12enne. Una vicenda dai contorni poco chiari, non per i giudici che si sono pronunciati. A parlare a favore dell'imputato l'ex moglie con la quale il 54enne ha mantenuto un buon rapporto e l'attuale compagna, la madre dell'allora 12enne, la vittima ora quasi maggiorenne. La difesa ha deciso di ricorrere in appello. Ora la ragazzina vive con il padre e quando va a trovare la madre, il compagno si allontana da casa. Servizio di Daniela Sizia. Andiamo a Trieste per un altro caso di violenza, un 30enne che è stato denunciato per violenza su una giovane nella discoteca Deus. È successo, sarebbe accaduto nella notte di Halloween.
Ha stretto a sé con forza una ragazza mentre stavano ballando. Lei gli ha intimato di fermarsi, ma lui, un ragazzo di 30 anni, ha iniziato a palpeggiare con insistenza le parti intime della giovane. Violenza sessuale ai danni di una ragazza universitaria di 20 anni di Vittorio Veneto. Il fatto è successo la sera del 31 ottobre nella discoteca Deus in piazza Venezia. Dopo l'episodio la ragazza ha sporto querela al commissariato di San Sabba. Sono partite le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste. Le investigazioni, tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza del locale e le testimonianze dei presenti quella sera, hanno permesso di ricostruire l'episodio, accertando il comportamento del trentenne che di fatto aveva immobilizzato la giovane universitaria per palpeggiarla. L'autore della violenza è stato individuato e identificato. Poi l'uomo è stato riconosciuto dalla vittima in sede di identificazione fotografica. Al termine degli accertamenti il trentenne è stato denunciato per violenza sessuale. Servizio di Gianluca Paladin. Adesso sentiamo nuovamente Daniela Sizzia per il venetista Giancarlo Borsoi, che è comparso davanti al giudice in tribunale e ha presentato attraverso il suo legale un'istanza di rigetto della giurisdizione e ha detto non riconosco, ha ribadito ancora una volta di non riconoscere lo Stato italiano. Un'istanza immediatamente respinta dal giudice. Il processo a carico di Giancarlo Borsoi, venetista, va avanti. Lui, seduto accanto al suo legale, non fa nessun cenno, impassibile. Ha chiesto di non essere giudicato da questo tribunale, non riconoscendo lo Stato italiano, ma dovrà rispondere comunque delle accuse che gli sono state mosse: aver impedito il pignoramento del capannone artigianale di un indipendentista non facendo entrare l'ufficiale giudiziario ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Per la proprietaria dell'immobile il giudice ha chiesto l'improcedibilità per mancanza di una valida querela, mentre per il 64enne il processo continua. Insieme a Borsoi sono a processo altri 6 venetisti, tutti componenti del sedicente Comitato di Liberazione del Veneto, che nell'agosto del 2021 si sono presentati davanti ad un capannone pignorato a Motta di Livenza, facendo di tutto perché nessuno potesse entrare per svolgere le proprie funzioni. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e siamo di nuovo con voi tra pochissimo. È un'aspra polemica quella sulle multe ai Novax che sono state annullate dal governo. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, contro l'esecutivo dice chi ha pagato fa la figura del fesso. Ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, è intervenuto tra gli altri Gennaro Marotta, sentiamo cosa ha detto. Pacco all'italiana, cioè, il pacco rifilato che ti vendono in autostrada, ti vendono uno stereo, poi ti danno il pacco e dentro c'è un mattone. Perché è veramente vergognosa questa cosa, cioè il governo ha perso punti, ma non li ha persi dal centro-sinistra, li ha persi tra molta gente del centro-destra. Perché? Perché ha praticamente legittimato quelle persone che se ne sono fottuti delle regole, come è stato detto da tutti qua dentro, ma anche non solo qua dentro, anche dal presidente Fontana, di cui condivido l'espressione. Cioè gli altri fanno la figura dei fessi. Poi mi permette, è passato un messaggio di un cittadino che ricordava che negli anni '80 c'era stata la famosa tassa sul medico di base, sul medico di famiglia. Non era gli anni '80, me lo ricordo bene, era nel 92-93 ed erano 85.000 lire che bisognava pagare. C'è chi le ha pagate e chi non le ha pagate. Io addirittura mi ricordo che c'erano discussioni tra colleghi di lavoro: ma tu cosa fai, la paghi? Ma non lo so, adesso vediamo, vado prima in ferie e poi la pago. Cioè, se questo è uno Stato, sinceramente credo che sia uno Stato burla. E il problema è che questa cosa qua all'italiana viene ripresa da un governo che si bea di dire che fa molte cose, fa rispettare, adesso manda la polizia da tutte le parti, l'esercito e quant'altro, e poi dopo non fa pagare le multe a chi si è esentato da solo, non rispettando le norme che comunque un governo aveva dato. Comunque... Allora, polemico Gennaro
Marotta, tanti messaggi pro e contro questa decisione del governo che effettivamente premia i furbi, perché chi aveva già pagato non avrà alcun rimborso, chi non aveva ancora pagato non pagherà, quindi si tratta di un condono per molte persone che non si erano vaccinate. C'è bisogno di leggi più severe a tutela della salute, di una nuova politica industriale che vada oltre i PFAS. La CGIL del Veneto torna a lanciare l'allarme inquinamento di questa sostanza cancerogena in regione. Siamo circondati dai FAS, inquinanti eterni non smaltibili, certificati nell'elenco delle sostanze cancerogene, ma tuttora utilizzati in parecchi settori produttivi. Da Mestre, la CGIL del Veneto punta in particolare il dito sulla politica, su quella inerzia istituzionale che impedisce di attivare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e definire norme stringenti a difesa dei consumatori, visto il numero elevato di prodotti che ancora li contengono. Abbiamo provato a tracciare un percorso di interventi che parta da noi a quello che possiamo fare con l'informazione e la formazione ai nostri delegati, ai lavoratori, alle lavoratrici per far crescere la consapevolezza, ma anche ciò che potremo fare come agenti proattivi verso le rappresentanze datoriali che devono investire in innovazione e ricerca per superare l'utilizzo nei processi produttivi di queste sostanze. Il Veneto è un record. Il Vicentino è l'area inquinata da PFAS più vasta d'Europa, 180 km² con 350.000 abitanti. Come organizzazione sindacale, la CGIL si trova di fronte al dilemma di come tutelare contemporaneamente la salute, l'ambiente e l'occupazione, perché l'obiettivo è anche di garantire la tenuta dei posti di lavoro quando la produzione di questa sostanza sarà messa al bando, e qui nuovamente la palla passa alla politica. Deve fare delle scelte precise di politica industriale perché queste sostanze vengano messe al bando. In altre parti d'Europa questo sta avvenendo e se non agiremo con strategie precise a breve termine rischiamo anche che nel nostro Paese si aprano situazioni di crisi occupazionali e produttive che poi ricadranno sui lavoratori e le lavoratrici che noi vogliamo rappresentare. Servizio di Filippo Fois. Adesso vediamo la storia di un docente a contratto da 20 anni dell'Università di Padova che fa causa all'Ateneo. Meccanismi complessi quelli che portano alla docenza universitaria. In uno di questi si è incagliato, ma è la storia di molti professionisti, Francesco Spagna, 62 anni, dal 2006 è professore di antropologia culturale in varie facoltà dell'Università di Padova. Dopo 20 anni di insegnamento con una retribuzione del tutto inadeguata, nel 2023 raccoglie gli incartamenti, ha deciso di fare causa all'Ateneo. La posizione del docente a contratto è estremamente penalizzante, insomma, mette in una condizione poco dignitosa dal punto di vista della retribuzione, e appunto può succedere che i docenti a contratto rimangano docenti a contratto. Quando cominciai a prendere i primi contratti nel 2006-2007, insomma, la retribuzione era diversa. Dopo la riforma Gelmini c'è stato un calo consistente. Al momento io prendo una retribuzione di 1.800 euro circa lordi per 42 ore di lezione. Nelle ore di lezione non sono comprese le sessioni d'esame o le tesi di laurea, ma per gli studenti non c'è differenza. Francesco Spagna è un professore dell'università e tale si sente il docente, che si trova a fare i conti con una condizione retributiva nettamente diversa però. Il processo si è aperto ad aprile, prossima udienza a febbraio 2025. L'obiettivo è quello di dialogare e di ottenere dignità. In 20 anni, passandomi migliaia di studenti in tutti i corsi che ho fatto, è chiaro che io giro per strada, ogni tanto qualcuno mi fa buongiorno professor, per cui io mi auguro che questo sia riconosciuto, che questo significhi qualche cosa per l'Ateneo, perché al momento, come dire, sono praticamente messo da parte. Ha anche perso dei corsi? Sì, ho anche perso dei corsi, sì, certo, non sono stati rinnovati, sì.
E parliamo di tasse e di imposte. Sono aumentate le imposte di soggiorno, come sapete. Tra gli aumenti più consistenti ci sono quelli delle locazioni turistiche. Sentiamo Mirko Cavallin. Solo a Bassano sono un centinaio le locazioni turistiche, piccoli appartamenti indipendenti dove il proprietario ha l'obbligo di presenza fisica per check-in e check-out. L'imposta di soggiorno individuale, secondo il nuovo bilancio comunale, passerà da 1,80 euro a 4 euro. Il signor Luigi, che ne gestisce uno in centro, è contrario a questa proposta. Io, insieme ad altre persone che a Bassano si occupano appunto di locazioni turistiche come questa, riteniamo che sia una manovra ingiusta per il semplice fatto che si va a penalizzare quelle famiglie che vorrebbero venire a Bassano cercando di mantenere i costi. Ai prezzi medi di queste strutture, 100 euro a notte, l'imposta di soggiorno può pesare sulle tasche dei clienti anche per il 15% in più rispetto al costo individuale. Un 4 stelle pagherà 3 euro e l'alloggio turistico, che dovrebbe essere una soluzione economica, ne deve pagare 4, è una cosa che non ha senso per noi. Sembra quasi un voler penalizzare questo tipo di alloggio, di locazione, di attività. La legge che regola l'imposta di soggiorno prevede che l'incasso sia utilizzato dai comuni per promozione turistica e culturale. A Bassano la cifra a bilancio è di 360.000 euro. Speriamo che, come negli altri posti, equiparino la locazione turistica alla casa vacanze, al bed and breakfast, dove la tassa di soggiorno è ancora sotto i 2 euro, visto che si tratta di una soluzione economica. Nei comuni confinanti con Bassano l'imposta di soggiorno è uguale o inferiore ai 2 euro. Vorrà dire che la gente, nel momento in cui sceglie una locazione, si sposterà in un altro comune per pagare di meno a un certo punto. E su questi aumenti Alex Giuliano è andato a sentire il parere di un noto ristoratore del bassanese, Roberto Astuni. Nel bilancio di previsione del Comune di Bassano alla voce aumenti non si segnalano quelli dei costi per i servizi pubblici essenziali. Aumentano però, tra le altre cose, le tariffe per l'imposta di soggiorno. Una scelta, ha sottolineato il sindaco Nicola Finco, dettata da adeguamenti Istat e rimodulazione delle entrate. Fatto sta che da gennaio per un hotel da 1 a 2 stelle si pagheranno 2,50 euro al giorno, da 3 stelle a 4 3 euro e per i 5 stelle 5 euro. Aumenti frutto di una concertazione costruttiva con l'amministrazione che, sottolinea Roberto Astuni, non andranno a incidere sul turismo di categoria. Finalmente c'è questo dialogo, Benedetto, che richiediamo da anni, no? Allora, quindi sì, c'è stata questa condivisione, c'è stata ovviamente una riunione prima con l'amministrazione e l'associazione di categoria ed è stato deciso appunto assieme di questo aumento del 50% dell'imposta di soggiorno. Il problema è sempre lo stesso, non è importante quanto sia l'imposta di soggiorno perché ormai è acquisita, no? Lo sappiamo tutti, quando andiamo in qualsiasi città siamo abituati a pagarla. Questo dipende molto però dai servizi che troviamo in quella località. Bassano, ecco, in questo pecca ancora. Secondo noi l'imposta di soggiorno di 3 euro dovrebbe avere dei servizi sicuramente migliori, soprattutto quello legati ai trasporti. Stop all'aumento delle tasse, questo è l'appello dei consiglieri leghisti di Padova che attaccano il sindaco Sergio Giordani sull'aumento delle tasse previsto dal bilancio di previsione 2025. Sentiamo Valentina Visentin. Padova è il primo capoluogo, uno dei pochi capoluoghi di sicuro veneti che percepisce una cifra enorme di trasferimenti statali. Ne parleremo con il bilancio, ma sono oltre 600 milioni i contributi che a Padova arrivano dallo Stato. Una cifra enorme che è stata spesa male. La capogruppo in Consiglio Comunale della Lega, Eleonora Mosco, punta il dito sull'aumento dell'IMU e dell'addizionale IRPEF approvata dal Consiglio Comunale, che ha licenziato un bilancio di previsione amaro per il 2025 per far fronte ai tagli della legge finanziaria. A farle eco l'altro leghista in Consiglio, Ubaldo Lonardi, che attacca il sindaco e la
sua giunta. Il Comune di Padova si è abituato ad avere una spesa corrente molto allegra, in generale 80 milioni in più dal 2019 ad oggi, solo dall'anno scorso a quest'anno 30 milioni in più di spesa corrente. Questa ricchezza improvvisa che è piovuta sopra il Comune con i vari finanziamenti che hanno portato in questi ultimi anni più 600 milioni di euro ha probabilmente consentito, ha fatto sì che si spendesse senza un raziocinio e anche in spese inutili. Se pensiamo per esempio a quanta comunicazione viene fatta anche di tipo istituzionale pagata dal Comune di Padova. Secondo la consigliera di minoranza, l'aumento delle tasse previsto dall'amministrazione comunale avrà effetti pesanti sulle fasce medie e sul commercio in città. Invece solo di pretendere sacrifici dai cittadini, il Comune dia anche il buon esempio. Non si può dare il buon esempio e pretendere dalle attività commerciali ancora più tasse se a quei commercianti non si dà per esempio l'aiuto sostanzioso per tutti i danni ricevuti dai cantieri del tram. Non si può pretendere sacrifici dalle famiglie se per primi per esempio gli amministratori della giunta non si decurtano anche l'indennità. E invece marcia indietro sulle rette dei nidi comunali padovani. Sentiamo ancora Valentina Visentini. L'amministrazione comunale frena sui rincari degli asili nido è notte inoltrata quando in Consiglio Comunale arriva la mozione presentata da Coalizione Civica e avvallata dall'assessore alla scuola Cristina Piva per bloccare le tariffe almeno per le fasce medio-basse. Gli aumenti riguarderanno solamente la fascia dei redditi più alta che subirà un rialzo del 2,5% e non dell'8% come era stato ipotizzato dalla Giunta quando il sindaco Giordani aveva annunciato una revisione delle imposte comunali e delle tariffe per far fronte ai tagli previsti nella legge finanziaria del governo Meloni. Si va a sfruttare al meglio l'opportunità dei bonus proprio perché non si carichino sul bilancio e quindi si possano avere i servizi di cui si è parlato finora, quindi in quest'ottica è bene che nessuna rimanga indietro, quindi questo è lo scopo di questa mozione. Gli aumenti rischiavano di allontanare famiglie con il reddito più basso dal servizio del nido per la difficoltà di recuperare le quote anticipate con il bonus nido e di gravare nelle fasce medie colpite dai rincari. L'assessore Piva è intervenuta con la modifica e con una revisione della delibera tariffe e ci sarà così l'azzeramento dell'aumento per le fasce intermedie. Ancora un break pubblicitario e poi in diretta ancora da Padova per i dettagli sulla operazione dei Carabinieri che ha portato all'identificazione e all'arresto dei giovani che hanno rapinato e aggredito omosessuali nella zona industriale di Padova. Tra poco. Nuovo in diretta a Padova da Valentina Visentin e Francesco Rattai per i giovanissimi che aggredivano e rapinavano omosessuali in zona industriale. A te Valentina. Sì, buongiorno da Padova. Come promesso in apertura del telegiornale gli aggiornamenti su questa vicenda di cronaca sono davvero anche pesanti gli aspetti che emergono dagli arresti di questi due giovanissimi rapinatori e le perquisizioni nei confronti dei loro complici. Qui con me c'è il colonnello Michele Cucuglielli del Comando Provinciale di Padova perché questi oltre alla rapina l'aspetto che è emerso è la violenza e soprattutto l'aggressione di stampo omofobo. Le vittime venivano scelte e perseguitate, se possiamo usare questo termine anche piuttosto forte, proprio per il loro orientamento sessuale. Sì, esattamente, era una banda che aggrediva, brutalizzava e compiva degli atti veramente efferati che addirittura richiamano la mente delle vere e proprie spedizioni punitive nei confronti di persone che venivano vessate e ingiuriate anche per il loro orientamento sessuale. Quindi perché erano omosessuali e si rincontravano in una zona naturalmente frequentata da omosessuali. Quello che emerge, colonnello, dell'aspetto più inquietante che non era la rapina il vero obiettivo della banda, ma era il gusto della violenza. Esattamente, emerge la cattiveria, il gusto della violenza anche gratuita per poi portare via veramente pochi spiccioli. Addirittura le vittime venivano approcciate, venivano condotte in luoghi isolati e lì venivano aggredite da questa banda che addirittura li stordiva utilizzando
utilizzando dei taser, del mazze da baseball, le minacciava con dei coltelli, con delle pistole, procurando anche dei traumi importanti, lesioni oltre 40 giorni alla testa, al torace. Quindi vi era una gravità, una violenza inaudita nel commettere questi atti. Abbiamo documentato in 2 mesi circa 10 episodi, quindi siamo dovuti intervenire tempestivamente sia sotto profilo preventivo con delle pattuglie dedicate in questa zona per evitare che questi atti fossero compiuti ulteriormente, e poi con una intensa attività investigativa che ha portato nella giornata di ieri appunto a queste due arresti, numerose perquisizioni. Un gruppo era formato soprattutto da minorenni, insomma 6 minorenni che collaboravano con questi altri 3 maggiorenni, 2 dei quali sono stati arrestati. Comandante, un'ultima cosa, voi avete anche diffuso, le mostreremo anche le foto delle maschere utilizzate da questi rapinatori, perché essendo un reato che coinvolge anche la sfera personale e privata delle vittime, e volete a volte c'è anche paura di denunciare, voi invece volete rivolgere un appello: se ci sono stati altri episodi di violenza, denunciare. Esattamente, ecco, lo scopo di aver diffuso le immagini dei travistamenti è questo, perché riteniamo che ci possono essere stati ulteriori episodi non denunciati per vergogna, perché si tratta di atti che poi in qualche maniera incidono sulla propria sfera privata, sulla propria sfera sessuale, per cui invitiamo le persone che hanno subito questi gravi reati, che non hanno ancora denunciati, a farlo. Noi presteremo chiaramente la massima attenzione sotto profilo investigativo, ma anche, se serve, sotto l'aspetto psicologico. Grazie mille colonnello, la linea può tornare allo studio. Grazie ai Carabinieri, grazie a Valentina Visentina e a Francesco Rattai. Facciamo di nuovo un salto in Friuli per una vicenda particolare, un teschio che è stato trovato da un passante durante una camminata nei pressi del Colle del Castello di Fagagna, area off limits, scavi archeologici in corso, il servizio di Omar Costantini. E grazie a Emanuele Sergi, prontamente ci riusciamo a zoomare, ecco, vedete là stanno operando, c'è l'archeologo, ci sono anche i carabinieri, l'area chiaramente interdetta, dove nella giornata di ieri è stata fatta questa macabra scoperta da parte di una persona che stava passeggiando, vedete un sentiero, tra l'altro qui in parte si fa anche il Pignarul, no? La fogarella in occasione dell'Epifania. Proprio in questo momento stanno operando, proprio dove vedete che c'è quell'albero che è caduto, e da lì è spuntato questo teschio, e chiaramente qualcuno aveva scambiato anche per una pietra, per un sasso. Poi quando ci si è accorti del reperto macabro, la persona che ha avuto questa spiacevole sorpresa ha allertato immediatamente i carabinieri. Sono giunti i militari dell'Arma della stazione di Fagagna insieme ai colleghi del radiomobile di Udine. Come detto, l'area è stata subito circoscritta, nel senso che è stata messa off limits ai curiosi di un cavaliere di epoca medievale, che probabilmente causa proprio quell'albero che è caduto, che è collassato, e probabilmente all'interno si trovavano i resti di questa persona. Comunque quello che conta è che in questo momento stanno operando appunto tramite il docente dell'Università di Udine, che sta operando sul posto proprio per scavare e vedere se emergono anche i resti umani, e chissà un cimitero, possiamo dire magari una fossa comune, dove probabilmente potrebbero emergere anche altri resti umani. Grazie a Omar Costantini della nostra redazione di Udine. Sabato in diretta invece su Antenna 3 dalle 21 il concerto natalizio con i cori alpini dell'Ana di Oderzo nella suggestiva cornice del Duomo addobbato a festa. Chi meglio di un coro può esprimere questa atmosfera natalizia, ancora di più un coro alpino. Si avvicina il Natale. Per l'occasione, sabato 14 dicembre a partire dalle 21, Antenna 3 trasmetterà in diretta il concerto Natale con De Marzi nella suggestiva cornice addobbata a festa del Duomo di Oderzo.
A dirigere i cori delle voci alpine Claudio Provedel, accompagnato dalla fisarmonica di Davide Casagrande, canti d'autore da Piccola Canta di Natale a Signore delle Cime, presentati e commentati dal celebre compositore Beppi De Marzi. Il maestro Beppi De Marzi che grazie all'amicizia personale che mi lega a lui viene nella Marca trevigiana, è un musicista vicentino, veneto, ma ormai è internazionale, conosciuto in tutto il mondo, ma viene appunto a presentare e a commentare i suoi canti. Più di 100 i brani di ispirazione popolare, parole e musica composte dal maestro. Alcuni di questi saranno eseguiti e interpretati dal coro Anna di Oderzo. Prima fra tutte, Signore delle Cime. Si sta avvicinando il Natale e penso che per tutti quanti uno dei momenti più sereni e gioiosi per vivere con l'animo appunto sereno il Natale è quello di sentire e ascoltare le musiche natalizie e le atmosfere musicali che solo il Natale sa dare. Un concerto di Natale con 35 voci, tra cui quelle dei giovanissimi ragazzi tra i 17 e i 23 anni. Una serata per immergersi nelle note della storia cantata dalle penne nere e scivolare in un'atmosfera ricca di magia e tradizioni. Un appuntamento da non perdere con il grande maestro Beppi De Marzi, compositore tra l'altro di un brano famosissimo, Il Signore delle Cime. È tutto per oggi, grazie a Francesco Ceron e ad Andrea Basso, i nostri registi. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Grazie, buona giornata.